Metti una bomba a Rialto e guadagni subito il paradiso. Questa è una delle intercettazioni che poi hanno portato all'operazione che ha sgominato una presunta cellula jihadista. Insomma, l'obiettivo era Venezia. Parliamo di questo dopo il TG con Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord. Buonasera Bizzotto. Buonasera direttore, buonasera a voi. Allora, ci eravamo sempre detti, insomma, fino a questo punto siamo stati fortunati, per carità, siamo stati fortunati sicuramente grazie alle forze dell'ordine che hanno sgominato, però un pericolo che pensavamo no, lontano, alla fine ci vede a tu per tu con il nemico. Ma in realtà i segnali c'erano tutti, solo che adesso c'è l'esempio concreto, sono a casa nostra. Vogliono colpirci, hanno colpito Venezia, che è un simbolo per noi veneti, per l'Italia e per il mondo, un simbolo pieno di campanili, tanto è vero che loro hanno detto chiaramente che vogliono colpire in quanto noi siamo infedeli, quindi non possiamo più scherzare. E la cosa che mi ha più colpito è che questi 4 kosovari erano l'esempio forse del perfetto integrato, perfetto immigrato integrato. Avevano permesso di soggiorno, lavoravano in un albergo, in un hotel, vivevano a Venezia. Quindi anche la balla, il bullismo di sinistra che dice che basta integrare perché questi si calmino e non ci colpiscono non funziona più. Purtroppo vogliono distruggere la nostra cultura, i nostri popoli. Purtroppo l'Islam, e questo è un esempio concreto, non vuole integrarsi. Non si è mai integrato in nessuna parte del mondo, non lo vuole fare in Veneto, in Italia e in Europa. Senta Bizzotto, abbiamo fatto quel titolo, terrorismo, con il punto di domanda. Il Veneto è nel mirino? Cominciamo a essere anche noi, proprio perché abbiamo questi simboli, no? Come Venezia? Sì, ma siamo tutti nel mirino. Guardi, io il giorno dell'attentato, il giorno prima a Bruxelles, avevo detto Bruxelles è sicura perché c'era l'esercito in strada. Eppure hanno colpito l'aeroporto, hanno colpito Nizza, hanno colpito Parigi. Avevano detto che arrivavano in Italia, che arrivavano a Roma, che arrivavano a Venezia. Sono arrivati. Tra l'altro adesso sappiamo che l'ISIS è in difficoltà in Siria e in Iraq e quindi ha detto ai propri fedeli islamici di colpire in qualsiasi modo, in qualsiasi parte d'Europa e lo stanno facendo. Bastano 4 persone, basta una persona come è successo a Londra per scatenare la paura e soprattutto per provocare i morti. Qui siamo stati bravi o fortunati, non lo so, ma non possiamo di certo sorridere oggi. Senta, voi ovviamente fate il vostro mestiere di oppositori, puntate il dito contro il governo per così, quello che non ha fatto su questo fronte. Il ministro Minniti però insomma, sta cercando di dare alcune risposte anche per quanto riguarda la creazione di questi CIE, no? Regione per regione, dice io li faccio perché così almeno ho un punto dove posso procedere a una rapida identificazione e poi quelli che non c'entrano assolutamente con la richiesta di richiedenti asilo, li mando a casa. Non è almeno un tentativo? È un tentativo, ma è una situazione complessa e secondo me irrecuperabile in Italia, perché l'anno scorso sono arrivati 200.000 immigrati clandestini. Molti di questi sono spariti, molti di questi stanno girando in Italia e non sappiamo dove siano. Molti di questi probabilmente sono terroristi, ma non perché lo dico io, Mara Bizzotto, lo dice la Lega, perché Europol, le agenzie investigative mondiali hanno detto che con i barconi arrivano i terroristi. Quindi Minniti dovrebbe fare un altro discorso molto più serio, non dobbiamo farli arrivare qui, perché quando sono qui forse vengono identificati e forse riusciamo a capire quali sono i cattivi, ma molto più probabilmente questi terroristi gireranno tranquillamente nel nostro paese. Quindi quello che noi diciamo è che bisogna creare dei campi di identificazione al di là del mare, capire chi fugge dalla guerra e soprattutto una cosa deve essere chiara, il governo non è mai stato a livello europeo, non può essere solo l'Italia ad accogliere il mondo. Il problema delle guerre c'è, ma non può essere solo l'Italia. L'Europa dov'è? L'Europa che ha festeggiato i 60 anni... Ma dovrebbe saperlo lei dove è l'Europa. Ah, no? Io lo so bene, io lo so Bizzotto, bene. lei è in Europa, quindi... esatto, io lo so bene, proprio per questo sono preoccupata, perché sono lì dal 2009, dal primo giorno io con i miei colleghi leghisti, Salvini in testa, abbiamo detto Europa, datti una svegliata.
sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della sicurezza. Questa Europa non funziona. Avevamo detto subito che i trattati andavano cambiati, che il fiscal compact non funzionava, avevamo detto subito che l'Europa doveva intervenire, fermare quell'esodo biblico che sta arrivando dall'Africa. Non lo ha fatto, anzi nel 2009, e lì veramente mi sono arrabbiata e soprattutto ho capito che non c'era futuro, al Parlamento europeo l'immigrazione veniva vista come una risorsa, non come un problema da gestire, ma come una risorsa. Adesso, nel 2017, si capisce che è un problema da gestire, ma un'altra cosa ho capito essendo lì, che l'Europa ha capito che c'è un paese, l'Italia, che accoglie tutti, mentre ci sono altri paesi, dalla Francia, la Germania, l'Inghilterra, che invece proteggono i propri confini. L'Austria, abbiamo visto anche ieri cosa ha fatto. Ma in Europa, in Parlamento europeo, questo tema del terrorismo, no? In una scala da 1 a 10, no? Di priorità, di impegni, a che punto sta? Ah, guarda, a parole, ogni seduta plenaria ne parliamo almeno 2 o 3 ore. Anche la settimana prossima a Strasburgo ci sarà l'ennesimo minuto di silenzio per piangere le ennesime vittime del terrorismo, ma poi finisce là. Cioè le stesse cose che si dicono adesso, aprile, perché la settimana prossima sarà aprile 2017, sono le stesse di 3 anni fa. E nel frattempo gli attentati sono successi. Non c'è una strategia europea per fermare il terrorismo islamico, non c'è una strategia... Anche perché è difficile, è un terrorismo che è difficile da afferrare. Sì, ma se tu pensi che basta integrarsi, che basta accoglierli, che basta dare un pasto caldo a tutti per fermare il terrorismo, vuol dire che non hai capito niente. Quello che l'Europa non ha capito è che siamo alle porte, anzi siamo già dentro uno scontro di civiltà. Lo disse a suo tempo la Fallaci, ma l'ha detto purtroppo in maniera molto chiara Erdogan e l'ha detto il ministro turco. Ha detto chiaramente che siamo in mezzo a una guerra di religione. Ha detto chiaramente che vuole colpire l'Europa. E stiamo parlando della Turchia. Siamo nel pieno di una guerra, quindi. Siamo nel pieno della guerra. O prendiamo atto di questo e reagiamo, e se pensiamo semplicemente che bastano poche parole o qualche iniziativa, anche positiva, perché rispetto ad Alfano qualcosa Minniti sta dicendo, facendo poco, ma dicendo almeno cose di buon senso, non abbiamo capito. Senta lei, Bizzotto, parla di è necessario un giro di vite, me lo riassume brevemente, che cosa bisognerebbe fare praticamente, ecco, se fosse al posto di Minniti, ecco, lei cosa farebbe innanzitutto non accoglierei e non farei passare il messaggio che l'Italia accoglie tutti. Ho detto, creiamo i centri di accoglienza lì, e lì verifichiamo chi può venire in Italia. Poi si creano i corridoi umanitari. Sono arrivate 1000 persone nel 2016 con i corridoi umanitari, quindi con i voli sicuri, non con le barche in mano a dei delinquenti che hanno causato 4.000 morti l'anno scorso. E poi ovviamente più controlli. Poi dobbiamo evitare, dobbiamo controllare i nostri confini, come stanno facendo l'Austria, come stanno facendo gli altri stati. Schengen è bloccata in tutti i paesi a parte in Italia. Io quando vado in Francia il mio passaporto viene controllato, invece in Italia entra di tutto e di più. Quindi più controlli, più sicurezza. Il problema dei controlli però sai benissimo che è legato anche agli organici, no? Qua siamo a Vicenza, è un pianto, nel senso, tra l'altro proprio domani sarà qui a Vicenza il sottosegretario agli interni Bocci e la domanda, la richiesta sarà quella di aumentare, di far salire di grado anche la questura di Vicenza per avere un potenziale di uomini maggiore, però alla fine quelli sono. No, quelli sono perché il governo sceglie di investire poco. Ma questo l'hanno fatto anche i governi di centrodestra, bisogna probabilmente dirlo. Sì, ma la situazione è decisamente cambiata e credo che Vicenza e il Veneto meriti più risorse anche nel settore della sicurezza. Il Veneto regala a Roma ogni anno 20 miliardi di euro. Credo che una parte di quei soldi dovrebbe essere investita in Veneto nella sicurezza, quindi dobbiamo pretendere da Roma risposte anche in termini di uomini, di risorse che non ci sono attualmente. Quindi prima di tutto quello, anche perché Vicenza
è un sito sensibile. Molto Abbiamo sensibile. la Casa Ermaederle, prima ho incontrato una colonna appunto, di camion che erano in maniera molto chiara, che andavano verso la Ederle, quindi servono più risorse, bisogna decidere. Ma guardate, perché anche sulla questione immigrazione, l'Italia spende ogni anno, ha speso nel 2016 quasi 4 miliardi per gestire, anche se il termine non è giusto perché non ha gestito il problema dell'immigrazione. E quei soldi sono nostri, non vengono dall'Europa. E allora ditemi se è giusto continuare a investire soldi per questa integrazione di queste persone che non vogliono integrarsi e poi vedere quello che è successo oggi. Stiamo buttando soldi e soprattutto non stiamo proteggendo i nostri cittadini. Adesso basta. Senta Bizzotto, il candidato premier Matteo Salvini, perché è candidato premier, no, mi pare? Certamente, Ecco. sì. Ha in mente il nome del suo ipotetico ministro dell'interno per dare la svolta, no, che voi auspicate? Noi ne avevamo uno buono. Maroni. Maroni è stato sicuramente il migliore ministro dell'interno degli ultimi anni, perché ha capito che bisognava dialogare con chi stava di là del mare e non si poteva accogliere tutti e comunque. Non ha ancora fatto il nome, però l'idea su come vogliamo governare, su come vogliamo bloccare questa immigrazione selvaggia che sta veramente colpendo i nostri popoli ce l'abbiamo, ecco. Quindi di sicuro penso che lei sarebbe sicuramente migliore di Alfano, non c'è dubbio, ci vuole poco. Non ho queste ambizioni. Non ha queste non ambizioni, ho queste però ambizioni. qualsiasi persona di buon senso potrebbe essere migliore di Alfano, quindi le persone ci sono, l'importante è Senta, che ma abbiano le idee Salvini chiare. non aveva detto che voleva fare le primarie ad aprile? Sì, perché speravamo che ci fossero le elezioni, visto che il messaggio dato Quindi dal referendum le ha congelate? vengono congelate perché è inutile farle adesso se le elezioni, come sembra, saranno l'anno prossimo. Senta, le faccio una Anche domanda. perché insomma ci sono anche altre priorità di cui dobbiamo occuparci. Le faccio una domanda che non c'entra niente con il titolo, ma insomma è di queste ore. La Regione ha approvato quella che è stata definita, no, la tassa sulla pedemontana. Lei tra l'altro insomma viene da quei territori, come l'hanno presa da quelle parti? Ma io arrivo da quell'area e la pedemontana serve, però è anche giusto prendere atto della situazione e io ho due priorità. Uno, che la pedemontana venga finita. Due, che gli espropriati, cioè quelle persone, cittadini e imprese, che hanno messo a disposizione la propria terra e che sono senza casa, hanno diritto a avere i soldi. Poi, sicuramente io da Veneta mi arrabbio, perché 300 milioni di euro significa nulla, significa una settimana delle tasse dei veneti, perché se ogni anno regaliamo 20 miliardi di euro a Roma, se solo una settimana di queste tasse se le tenessimo qui sarebbe risolto il problema. Purtroppo non siamo ancora autonomi, ecco. Ma lo saremo presto, o meglio ci sarà presto il referendum Quando dell'autonomia. ha capito lei? Io non ho capito quando si sta questa data. Giustamente Zaia, che è uno che cerca di risparmiare, ha chiesto più volte di fare l'election day, gli è sempre stato risposto di no, quindi però il referendum verrà fatto sicuramente a ottobre-novembre, questa è la data che Zaia auspica e da lì parte un messaggio chiaro. E se non succede niente, cosa pensate? Una Venexit? Beh, insomma, ma come può Roma vietare ai veneti di fare un referendum? No, il referendum si farà, ma siccome poi alla fine fatto il referendum non cambierà niente, cioè il giorno dopo non cambia niente. No, cambia. Vi ritroverete di nuovo sul tavolo di trattativa col governo perché... Cambia molto. Uno, cambia perché per la prima volta c'è il popolo che accompagna Zaia a Roma nella fase delle trattative. Secondo, l'anno prossimo ci sono le elezioni, nel 2018, e la speranza mia, e credo anche di Veneti, è che ci sia un governo amico, magari con Salvini il leader, che accompagna... Ma Berlusconi non lo vuole, Bizzotto. Berlusconi non lo vuole. Berlusconi qualche volta sbaglia e diremo che questa volta sta sbagliando. Comunque Salvini ha chiesto le primarie del centrodestra, se Berlusconi vuole correre può correre, se vuole fare correre qualcun altro non è un problema. È giusto che il futuro leader del centrodestra venga deciso dagli italiani, quindi quando sarà il momento ci saranno le primarie. Mi spiace che Berlusconi non voglia fare le primarie. Non vuole fare le primarie, lui però sarebbe disposto ad appoggiare Zaia, si dice, no? Si dice,
però Zaia l'ha detto chiaramente. Zaia è una persona di parola e fortunatamente è veneto, quindi ce lo Ma teniamo troverete stretto. comunque, secondo me, No, sempre allora Zaia una intanto un ci modo accompagna al per... referendum, poi chi vivrà vedrà, ma quell'obiettivo, e siccome il sogno di Zaia, che è anche il mio, ma credo anche quello dei veneti, è quello di fare il referendum per arrivare all'autonomia, Quindi finché Zaia... non c'è quello, insomma, Zaia non si schioda. No, ma non perché lo dico io, perché l'ha detto lui. Grazie, grazie Grazie a Mara voi. Bizzotto per essere stata qui con noi, dopo il TG torna domani sera, arrivederci. Dai più